Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale buon pomeriggio gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, torna dunque il nostro spazio live, già collegato con noi, sto facendo le ultime prove tecniche da Forni di Sopra il sindaco Marco Lenna, che saluto. Buon pomeriggio signor sindaco. Però non ho ritorno audio da quel di Forni di Sopra, vediamo se mi sente. Mi sente il signor sindaco? Lei mi sente, ma io non sento lei. Probabilmente non ci sentono neanche i nostri amici e utenti all'ascolto. Prima ci sentivamo tranquillamente, adesso non ci sentiamo. Aspetti che provo a fare una prova tecnica da qua. Ecco, in attesa di collegarci. Forse ci siamo, il bello della diretta è anche questo, in attesa di sistemare e perfezionare anche il collegamento audio con il nostro ospite. Devo dire la verità che proprio pochi secondi prima ci ascoltavamo e riuscivamo a parlarci tranquillamente. Vediamo se ci siamo. Provi a parlare sindaco. No, non la sento più. Non sento più il sindaco di Forni di Sopra, si vede che c'è qualcosa che non va nell'audio. Ecco, il bello della diretta è anche questo. Intanto che attendiamo che il sindaco sistemi l'audio, torniamo noi in studio. Ecco, intanto che lui sistema, diciamo subito che sono ancora in corso le operazioni di recupero per quanto riguarda il disperso, che da ieri sera non si hanno notizie in quel
di Amaro. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri, le varie squadre di soccorso. Tra l'altro nel pomeriggio è arrivato anche l'elicottero del cosiddetto... Eccolo qua, adesso dovrei sentirti, Marco, vediamo, prova a parlare. Perfetto, adesso ti sento. Allora finisco un attimo di dare questa notizia e poi torno da te. Dicevo che sono ancora in corso le ricerche dell'uomo di 48 anni che da ieri sera non dà notizie per quanto riguarda il rientro a casa. È stata la moglie ad allertare i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco, le squadre del soccorso alpino, i carabinieri e la guardia di finanza. E tra l'altro, come detto, proprio nel pomeriggio c'è stato anche il sorvolo da parte dell'elicottero dei vigili del fuoco che è arrivato da Venezia, ma al momento di andare in onda non abbiamo ancora notizie di lui. Si sta battendo la zona proprio di Amaro, del Tagliamento, vicino anche Tolmezzo, la zona montana. Allora torniamo con il nostro ospite Marco Lenna. Perché abbiamo chiamato Marco Lenna? Perché chiaramente dopo l'ultimo DPCM che è uscito domenica sera, che vi ha praticamente troncato le ultime speranze, no, signor Sindaco, per quanto riguarda questo turismo invernale 2020-2021 che purtroppo non è mai partito causa la pandemia prima. Sembrava che dal 19 febbraio, secondo la disposizione regionale, si riaprisse in un certo senso un po' gli impianti secondo le norme, poi però il ministro della salute, Speranza, insomma, vi ha tolto l'ultima speranza. Sì, ufficialmente ha posizionato una lapide sulla stagione ormai già in fin di vita, la stagione invernale. Anche gli ultimi mesi o l'ultimo mese in cui si poteva ancora far girare un po' di economia, se non altro, per riuscire ad avere un po' di ristori sulle tasse e sul giro di soldi che sono necessari per riuscire almeno a sopravvivere. Ci ha messo sopra una bella lapide e quindi adesso siamo in una situazione in cui ci dobbiamo già proiettare su un'offerta turistica, sperando in una primavera anticipata e in un'estate molto lunga, ecco. Certo, ecco, un'estate molto lunga, una primavera anticipata, però sta di fatto che a questo punto nemmeno i ristori serviranno per cercare di dare una mano agli imprenditori che hanno fatto comunque gli investimenti per quanto riguarda insomma le loro offerte turistiche che dovevano fare. C'erano già delle prenotazioni in corso. Sta di fatto insomma che questa ultima mazzata praticamente non basterà nemmeno il famoso ristoro per cercare insomma di dare una mano per pagare almeno la luce in un certo senso, no? No, il ristoro è un inutile orpello messo all'interno di una voragine che ormai si è creata e che ha creato veramente dei problemi grossissimi. È chiaro che oggettivamente la parte sanitaria forse viene davanti a tantissime cose, davanti al tutto, però non gestita in questa maniera e non illudendo le persone di poter riaprire. Basti pensare a un piccolo rifugio in quota da me, per poter riattivare o riattivarsi per un weekend deve impegnare almeno dai 30 ai 50 mila euro per riattivarsi. Quindi vuol dire l'assunzione delle persone, prendere il materiale che può servire per i ristori, avviare i riscaldamenti, via dicendo, per poi sentirsi dire 12 ore prima che è tutto chiuso, quindi non si riapre. Ormai si perdono anche quei soldi lì. Era meglio, sinceramente, prima di tutto si era già detto in una precedente trasmissione, sempre tuo ospito, che era meglio aver chiuso tutto novembre scorso. Era meglio avere un lockdown totale, chiudere, abbassare la curva in maniera significativa e dopo poter riaprire con un dicembre-gennaio discreto. Oggi invece ci troviamo in una situazione in cui è inutile dire, a ogni momento che tu puoi aprire o lasci libera un po' la porta c'è la salita degli uni, e quindi oggettivamente non hai neanche la possibilità di controllare il sistema, e quindi era meglio a questo punto, visto la situazione in cui era e anche visto questa nuova variante del Covid così forte, anche così infettiva, così virulenta, forse era meglio a questo punto dire subito a tutti quanti: si chiude, pensate all'estate, non pensate all'inverno. Io mi trovo con dei ristoratori, oggettivamente albergatori, che hanno
Vediamo se riusciamo a recuperare la linea con Forni di sopra. Vediamo, lo sento un po' a scatti, come si dice. Adesso dovrebbe tornare. Vediamo, Sindaco, mi sente? Pronto? Ogni tanto bisogna stare attenti quando sei in diretta, soprattutto parte qualche diciamo così, qualche scivolata, come si dice, ma può accadere, non dovrebbe accadere, ma accade, ma per fortuna insomma tutto si sistema in un batter d'occhio. Vediamo se abbiamo ristabilito il collegamento. Eccolo qua. Sindaco, mi sente adesso? Sì, ti sento bene. Sì, si vede che ci sono dei problemi, chiaramente qui si migliora da una parte ma si peggiora dall'altra, no? Perché tutti i problemi vengono, come si dice, al pettine, causa anche le linee magari del telefono a volte disturbate, oppure come si dice, manca il campo. Stavi dicendo, insomma, la domanda era questa: è stata una primavera-estate positiva sotto il punto di vista meteorologico? Perché l'anno scorso onestamente una Pasqua del genere erano anni che non si viveva, no? Quest'anno addirittura la neve durante il periodo invernale è arrivata in abbondanza, no? Anche fosse troppa rispetto a quello che avete chiesto, però dall'altra parte insomma vi siete trovati tutti con le mani legate causa la pandemia e le decisioni comunque nel bene o nel male prese dal governo centrale. Sì, è vero, siamo trovati, era partita in una delle situazioni migliori possibili. Quest'anno avremmo avuto anche delle spese sugli innevamenti veramente bassissime, avremmo avuto una stagione invernale magnifica, temperature fredde come in questi ultimi giorni che potevano mantenere il manto nevoso in perfette condizioni. Per fortuna che la scorsa primavera-estate e autunno si è allungata un po' la stagione, che ha aiutato a recuperare una parte di perdite, ma è niente in confronto a quello che abbiamo perso adesso. Ecco, la prospettiva è, come ha sottolineato lei, il sindaco, la prospettiva è che potrebbero arrivare ulteriori novità, no? Nel senso che c'è troppa spaccatura per quanto riguarda le decisioni, no? Perché c'è chi batte per la riapertura, chi batte addirittura per un nuovo lockdown di 20 o addirittura si parla di 3, addirittura di un mese, no? Per lasciare aperto solo la necessità, cioè solo quello che serve come servizi per far andare avanti il nostro paese. Chiaramente con questi chiari di luna c'è difficoltà da parte di tutti, no? Soprattutto chi deve investire in questo momento ha molta difficoltà a capire cosa c'è da fare non solo per il pranzo ma addirittura per la cena. No, sicuramente questo è un dilemma, penso che non sia comunque facile scegliere o decidere cosa fare in questi momenti, perché oggettivamente la salute viene prima di tutto. Di certo ormai con una stagione invernale archiviata e con ancora la possibilità di avere 1 o 2 mesi morti davanti, secondo me a questo punto converrebbe veramente porre una limitazione ferrea, però dopo riaprire, ma riaprire con delle regole, non con i pastelli, coi colori giallo, arancione, verde, ci manca il fucsia e diamo anche un tono, che non so, di blu di Prussia. Certo. Cerchiamo un attimino di essere concreti. Se la decisione deve andare nel senso di dire bene, si chiude un mese, ma un mese di ferreo, perché abbiamo necessità di vedere come si muove la nuova variante del virus, è più virulenta, meno virulenta, se crea più casi, meno casi. Andiamo avanti con la campagna vaccinale in maniera militaresca, direi quasi, cioè metodica. Dopodiché a un certo punto io sarei proprio per l'avviso: riapriamo una primavera con i primi con gli ultimi di maggio, i primi di giugno, in maniera di essere in una sicurezza, chiamiamolo così, controllata. Senta, però da parte dello Stato, mi permetta, da parte dello Stato per adesso si è solo parlato di ristori, lei l'ha sottolineato prima, no? Cioè una piccola attività per rimettere in moto la situazione vanno fuori 50-55 mila euro, chiaramente con 1.500 euro o 2.000 euro che vengono dati, ripetiamo, non paghi nemmeno la corrente per attaccare la luce, no? Probabilmente manca una politica di visione a lungo termine, nel senso che bisogna aiutare magari le aziende, non tanto promettere e poi vedremo, no? Cioè veramente con, non so, una pax fiscale, mi permetta il termine,
almeno per 2 anni, in modo tale da dare almeno un minimo di luce, un minimo di speranza a coloro che insomma operano sul territorio. Ma io sono perfettamente concorde, anche per un semplice motivo: tu le tasse le paghi in base a un reddito che produci. Se tu il reddito che hai prodotto non c'è o è calato in una maniera talmente verticale, tu non puoi andare a chiedere le attività produttive di chiedere le tasse, perché non ne hanno, non ce ne sono. Mi dispiace dirlo, ma chi per il momento ne ha, diciamo, non dico guadagnato, ma comunque si è trovato in una situazione sicuramente di star bene economicamente, sicuramente chi ha un lavoro statale dipendente, oggettivamente. Io vedo professionisti come me, come tanti altri, che sono veramente all'affanno, perché cantieri non partono, operazioni non vanno avanti, c'è paura a investire, c'è paura a tirar fuori i soldi. Però tu alla fine del mese anticipi IVA, la tua IRPEF e tutto quello che c'è da pagare, tu li devi tirare fuori. Poi è inutile anche dire dilazioniamo cosa? Arriviamo alla fine di un anno in cui ci troviamo a pagare 3 volte il valore di quello che è prima. Chiaro. Perché sulla carta scrivono X ha un ipotetico guadagno di 200.000 euro sulla carta, ripeto, però poi a fine dell'anno ne ha guadagnati 10, per modo di dire, però le tasse deve pagare su 200.000 euro teorici, no? Esatto, quindi se dobbiamo essere in uno stato equilibrato e onesto, secondo me, su una cosa del genere bisogna mettere in campo un monitoraggio di quelli che sono veramente gli introiti economici e in base agli introiti economici calare una giusta tassazione. Certo. Allora, se uno non ha guadagnato alle stagioni o il fatturato si è ridotto non del 30, del 50%, a questo cosa andiamo a chiedere? Come si dice, nemmeno le mutande che indossa, tanto per essere chiari. Esatto. Perché oggi come oggi ormai il politically correct bisogna metterlo da parte e parlare come si mangia per far capire bene la situazione alla gente. Il ruolo, senta signor Sindaco, visto che lei è un amministratore locale, il ruolo della regione autonoma, perché fino adesso insomma il presidente Fedriga ha esternato attraverso i social, attraverso le televisioni, i giornali locali, via dicendo, peste e corna, però poi alla fine trita non esce niente, insomma, questo è il discorso. Cioè Roma ha deciso, stai zitto, e Mosca, come dicono a Roma. È l'operazione che uno può fare, sai, io non vorrei trovarmi nella situazione in cui è il presidente Fedriga, detto in maniera molto chiara. Già mi trovo in una difficoltà oggettiva anch'io con un piccolo territorio come il mio, dove già l'anno scorso abbiamo investito 60.000 euro per abbattere la Tari per quanto riguarda tutte le attività produttive, in modo che non pagassero almeno l'immondizia, e questa è già stata un'operazione su un bilancio comunale di un comune come il mio abbastanza importante. Prova a immaginarlo per quello che è una regione dove devi far fronte a delle spese sanitarie che aumentano in maniera dismisura, dove devi assumere personale perché sei in carenza. Oltre a questo, già la sanità ti mangia 2/3 del tuo bilancio, trovi un terzo dove devi trovare anche le risorse per trovare i ristori. Quella la cosa più assurda invece è che è lo Stato che non sia a dare i soldi, oppure non dare delle direttive chiare su come utilizzare i soldi che arrivano da Roma, perché secondo me soldi ne sono arrivati, ma con i regolamenti attuativi che ci sono in campo sono praticamente inattuabili e impraticabili, che sono stati fatti in questa maniera. Poi mi permetta, signor Sindaco, immagino che se un consulente di un suo assessore, ipotesi, mettiamo il caso ci sia questa opportunità, un consulente che svolge il consulente per un suo assessore, ancora prima di passare da lei, tranquillamente per mezzo stampa, parla liberamente imponendo certe cose, penso che lei in qualità di sindaco un minimo di arrabbiatura la prenderebbe, no? Incazzatura feroce, io direi, più che arrabbiatura. Io direi questa è la vera situazione. C'è un'altra cosa che dovrebbe farci pensare un po' tutti quanti, invece ci lasciamo spesso così un po' indifferenti. Io ho fatto anche un'altra analisi. Da me le attività mie nel paese di montagna
un paese turistico, per il 90% hanno sospeso il pagamento delle rate dei mutui. E tenete conto che i mutui oggi hanno un tasso bassissimo, perché siamo l'1, 1,5, 1,4. E noi ci troviamo in una situazione in cui, se già con una tassazione così bassa sui mutui, già le attività sono sospese, io vedrò molto, non la vedo con una luce serena il fatto di una riapertura della stagione estiva. Certo. Ci troveremo con parecchi pignoramenti, parecchi insoluti, parecchi immobili da mandare all'asta. Questo è una cosa che dovrebbe un attimino farci pensare, perché non ci vuole una pace fiscale, qua ci vuole un proprio e vero piano Marshall. Serve un aiuto territoriale importante, importantissimo, dove io propongo alla regione e propongo un po' a tutti quanti quelli che erano i vecchi obiettivi 2 sul turismo, dove c'erano praticamente delle ristrutturazioni degli alberghi, quindi gli ammodernamenti degli alberghi per far partire un volano economico in montagna importante, dove praticamente la regione riconosceva il 70% dei mutui e il 30% venivano messi dai privati. Chiaro. Questo lo richiedo perché se si ragiona, non è questa la ricetta, ma se si ragiona su questi tipi di investimenti misto pubblici, dove la regione fa degli investimenti importanti, riusciamo a far ripartire il volano economico. Se non riparte questo nostro volano economico regionale, soprattutto nelle zone di montagna, lasciamo stare Lignano e Grado che vivono una realtà completamente loro, perché hanno un bacino di utenza che è spaventoso, ma la montagna in sé, rimaniamo veramente con il culo per terra. Scusate Chiaro. il francesismo, ma è questo. No, ma ormai guarda, il politically correct è da cancellare, perché altrimenti la gente sente solo termini inglesi, non capisce nulla, perché per sviare l'attenzione ci inventiamo questi termini inglesi, perché uno dice lockdown, che bella parola, sì, vabbè. Poi vai a leggere che cos'è in italiano, non è così bella, no? O altre cose che sentiamo tutti i giorni. Il discorso è che veramente io mi metto anche nei panni degli amministratori locali, che sono quelli che tutto sommato sono in prima linea, nel senso che la gente quando si arrabbierà veramente non si arrabbia né con la regione né con lo Stato, ma si arrabbia con voi, perché siete voi che dovete tutelare e difendere gli interessi dei propri cittadini. Chiaramente, come lei mi insegna, le mani sono legate, perché hai sì un'autonomia, ma fino a un certo punto. Poi ci sono casi particolari in Italia, vedi l'Alto Adige o Südtirol o provincia di Bolzano, chiamatela come volete, però tanto per capire che lì c'è un altro sistema, funziona in un'altra maniera, ma sappiamo anche perché sono arrivati a quel punto. Sono arrivati a quel punto utilizzando anche metodi non convenzionali per ottenere quello che ottengono, nel senso che loro decidono: io chiudo 20 giorni, dello Stato non mi interessa, l'abbiamo visto tutti, nel periodo di Natale hanno tenuto aperto, quando qui era tutto chiuso, hanno deciso loro come gestire, no? La zona rossa. Certo. Però nessuno è andato là a dirgli guarda che non lo puoi fare, tanto per essere chiari, non è che ha detto no, guarda, noi lo facciamo noi, arriva subito da Roma qualcuno a dire non si può. No, ma è ragionevole questa cosa, assolutamente. Io comunque sono dell'avviso che abbiamo esattamente 3-4 mesi per mettere giù un piano con un recovery fund importante. Non credo sinceramente nell'investimento a pioggia, cioè non penso che il 1.000 euro, 2.000, 10, 20, 30 o anche i 50.000 di ristoro siano diciamo panacea, così, no? la panacea, la manna che solleva il problema. Io sarei più per dire, bene signori miei, siamo arrivati a un livello tale in cui o così si muore o così si rinasce. Se si rinasce la politica è 70% dividiamo una copertura regionale sui vostri investimenti fino a 30 lo mettete voi con le vostre finanze, con quello che volete credici sul territorio, e le amministrazioni su questo sono quelle che dovranno essere chiamate a vigilare sull'andamento di tutti questi tipi di lavoro. Allora su questo ragionamento qua, secondo me ne saltiamo fuori vittoriosi come in un dopoguerra. Però perché... signor Sindaco mi permetta, è troppo facile quello che lei dice, no? Perché in Italia purtroppo
tutti devono mangiare, no? Soprattutto nel pubblico, come ha detto lei. Non dobbiamo fare, per amor di Dio, non facciamo tutto un'erba un fascio, però purtroppo questa è la realtà, no? Lo sport praticato in Italia dopo il calcio è quello delle marche da bollo. Chiaramente in Italia quello che dice lei dovrebbe essere in automatico, quello che dice lei, perché un politico serio, un politico che vede e deve fare il bene del paese, già oggi avrebbe dovuto mettere in atto, senza porsi il problema, quello che lei dice. Ripeto, un politico serio, un politico che ha veramente gli interessi del proprio paese. Chiaramente, come l'ho detto, anche una cosa importante è che quando fanno le leggi qualcuno ci deve mangiare sopra, no? Perché tengo famiglia, non posso andare a lavorare, non posso essere come lo sfigato di un operaio o piuttosto di un imprenditore che si mette a suo rischio e pericolo. Io vivo di politica e grazie, io Babbo Natale l'ho già trovato, no? Ripeto, non dobbiamo fare di tutto un'erba un fascio, ma questa è la realtà, cioè, parlando fra me e lei, insomma. Ma, cioè, no, ma tra me e lei e tutti quelli che ci ascoltano. E noi dobbiamo essere anche però consci di un altro fatto, secondo me, in questo punto, che i politici li abbiamo scelti noi. Questo è vero. Li abbiamo scelti noi, soprattutto Oddio, si gioca un po' la schedina, mi permetta, la legge elettorale funziona anche, almeno per quanto riguarda il Parlamento, secondo la schedina il coefficiente UEFA, perché metti una X e poi in base ai numeri qualcuno entra, qualcuno esce. Quello siamo veramente concordi. Io ho sempre detto in politica si può fare una scelta giusta e una scelta sbagliata, però si è scelto. Certo. Io ce l'ho con chi si astiene, perché chi si astiene non esprime un proprio voto e quindi perfettamente ragione con lei. Non deve neanche avere il diritto poi di lamentarsi. Giusto. Non si deve lamentare. Poi le scelte possono essere positive o negative, si può scegliere bianco, giallo, verde, rosso, tutto quello che si vuole si sceglie. Però bisogna stare attenti anche a una cosa, noi dobbiamo tornare a fare una cosa fondamentale nelle nostre famiglie, noi dobbiamo tornare a riportare la politica in famiglia, intorno a un tavolo, meno PlayStation, meno cagate di reality e forse un attimino più di politica e soprattutto di buonsenso su quello che noi o i nostri figli vorremmo avere per la nostra Italia, per il nostro paese. Chiaro. E forse se iniziamo già dalle nostre famiglie, intorno a un tavolo, intorno a una cena, a discutere un po' di più, a vedere meno stupidaggini, forse riusciremo a creare anche una nuova classe dirigente. E ne abbiamo sinceramente bisogno, perché noi non possiamo essere governati dai malumori di Bruxelles. Oggi, per fortuna, lo dico, abbiamo avuto Draghi, che è una persona che è nata con un'istruzione importantissima, con una formazione incredibile, uno di quei cavalli di razza che si trovano uno ogni miliardo di persone, però è bastata una persona per poter riportare uno spread al 90% e a ridare ricredibilità all'Italia. Se invece di aver avuto un Mario Draghi ne avessimo avuti probabilmente 3 o 4 come Draghi, forse in Italia saremmo riusciti a riportare con un po' di buonsenso una situazione dignitosa nel nostro paese. Perfettamente d'accordo, lei sfonda una porta aperta, d'altronde la vecchia politica ci insegna che o sapevi fare o stavi a casa, no? non è che ti davano il salvagente per andare a finire da altre parti, ma purtroppo i tempi cambiano. Si andava in latteria, si entrava nel consiglio della latteria, si andava in parrocchia, si era nel consiglio parrocchiale, certo. e si andava avanti così a step, e poi c'era una selezione naturale. Chi meritava diventava il sindaco del paese, dopo diventava consigliere provinciale, regionale e possibilmente andava giù anche a Roma a fare il deputato. Oggi queste cose qui non ce le abbiamo, anzi, tutti si sentono in dovere di dire o dare la propria opinione, anche chi proprio la politica in vita sua non l'ha mai proprio fatta. Perfettamente d'accordo con quello che dice lei. Bene, signor Sindaco, io mi auguro la prossima volta di vederci magari con notizie positive e messaggi, sempre ripeto, positivi nei confronti sia del territorio dove lei opera, ma in generale per il Friuli Venezia Giulia, no? nella speranza che la speranza non sia l'ultima a morire.
Vi aspetto fuori di sopra, un abbraccio a tutti quanti. Ci vediamo là, va bene, Ciao. grazie al signor Sindaco, torniamo in studio proprio per un saluto veloce, termina qui l'edizione delle 16:40 di Linea Diretta, come sempre noi non abbiamo peli sulla lingua, i nostri ospiti sono liberi di esprimersi senza nessun problema, chiaramente rispettando le cognizioni di causa, però ripeto, ormai il politically correct dobbiamo dimenticarcelo, perché bisogna tornare a parlare come si mangia, perché è ora di finirla di continuare a dire cose e fare, come diceva Totò, rumori con la bocca, e purtroppo in Italia sempre di più c'è gente che fa troppi rumori con la bocca e soprattutto gli fa i rumori, ma c'è chi lo fa gratis e chi invece si mette bei soldini in tasca, e chi ha orecchie per intendere intenda, altrimenti si pigli il camper e canti giovinezza. Per il momento è tutto, ci sentiamo stasera per gli aggiornamenti della cronaca in Friuli Venezia Giulia. Come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.